Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio. Cominciamo la riunione di questa sera con i gentleman in sulchi a cavalli di 4 anni, 10 al via, 1 Brunello Grimm, Antonio Vitiello, 2 Bugia d'Amore, Pietro Accame, 3 Bodyguard Oro, Alessio Ferrara, 4 Bagar, Marcello Becci, 5 Barbara San, Jessica Pompa, 6 Brendas, Lucia Pasqualini. Seconda fila 7 Bellucci, Michela Rossi, 8 Black di Venere, Federico Bongiovanni, 9 Baltimora dei Mag, Massimo Magrini, 10 Miximo, Patrick Romano. L'errore di Brunello Grimm rompe anche Bodyguard Oro. Veloci Bugia d'Amore e Barbara San. Bodyguard Oro squalificato. Bugia d'Amore lungo la corda, attaccata da Barbara San, che Brunello passa al comando. Grimm squalificato. Poi vediamo in terza posizione Bagar su Biximo, poi all'esterno Brendas, Black di Venere. Intanto 200 metri svelti in 14,8 con Barbara San che fa andatura. Cavalli tutti molto sgranati. Arriviamo al paletto dei 400 in 30 scarsi da parte della figlia di Macho Gams con Jessica Pompa che tira via. Fila indiana un po' sgranata. Intanto ormai arriviamo al paletto dei 600 in 44 e mezzo. Nessuno esce all'esterno visto il ritmo imposto dalla battistrada. Sempre secondo alla corda Bugia d'Amore davanti a Bagar, poi Biximo, ora sposta Black di Venere, avanza al largo. Tanto sempre in vantaggio Barbara San, c'è l'anticipo di Biximo su Black di Venere, poi si avvicina anche Bagar. Siamo ormai al chilometro passato dalla battistrada in 1,16 appena abbondante, sempre in seconda posizione il 2 di Bugia d'Amore. Poi Biximo che avanza al largo, anticipato da Bagar. In quinta posizione Black di Venere, cavalli a 400 metri dalla conclusione con Barbara San che allarga ma avanza Bagar all'esterno. In terza ruota si lancia Biximo, di dentro si butta Black di Venere, ancora gruppo compatto a 250 metri dalla conclusione, sempre Barbara San in vantaggio su Bugia d'Amore, poi al largo Bagar, al largo di tutti Biximo. L'errore da parte che si rimette al volo da parte di Bugia d'Amore, ma al largo di tutti è Biximo ed è Biximo che viene a vincere sul numero 2 di Bugia d'Amore, che ha avuto l'inciampone all'ingresso in retta d'arrivo, poi Bagare Black di Venere. Quindi vittoria per Patrick Romano, Biximo, Francesco Zedda al training, la scuderia Demme. Rivediamo la retta d'arrivo con Biximo al largo di tutti che viene con spunto superiore. C'è il giallo, probabilmente non lo sappiamo, ma per rivedere l'inciampone di Bugia d'Amore prima di confermare l'ordine all'ingresso in retta d'arrivo, si riserva quindi di visionare il filmato della corsa. Rivedere eventualmente secondo Bagar, terzo Black di Venere, ma aspettiamo il giudizio della giuria per l'ordine d'arrivo di questa prima di Cesena.